Oggi una conferenza stampa che parla del progetto vincitore del Premio Nazionale del Paesaggio del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali del Turismo ed è candidato per l'Italia al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa. Sicuramente un ulteriore traguardo raggiunto da parte del Parco, no? Naturalmente è un premio ambitissimo, naturalmente, e che ci lusinga da molti punti di vista, perché hanno riconosciuto come modello gestionale il modello del Parco della Valle dei Templi. Se consideriamo che fino a qualche anno fa la Valle dei Templi era considerata come l'emblema dell'abusivismo, il passo è da giganti, cioè nel senso che adesso la Valle dei Templi e il territorio circostante si afferma come modello virtuoso di gestione del paesaggio. Ecco, la Regione ha voluto essere presente a questa iniziativa che sicuramente è importante per il parco ma anche per tutto il territorio siciliano. Sì, perché si tratta di una delle eccellenze della Sicilia, ma direi anche nell'ambito del settore dei beni culturali. È noto a tutti che il parco è un modello di gestione, quindi il premio riconosce sostanzialmente la metodologia di una gestione che coinvolge il territorio, che coinvolge tutti gli attori che a vario titolo, amministrativi, tecnici, hanno un ruolo in questo territorio, e nel riconoscerli li premia, appunto, li gratifica secondo un principio di buona prassi. No, per noi è un significato importantissimo, noi stiamo avendo dei grandissimi risultati in tutti i settori. Questo è un ulteriore significativo riconoscimento. È dal 2005 che si ci lavora in questo progetto, adesso è venuto il riconoscimento ed è il riconoscimento per un lungo lavoro che è stato fatto dal Parco. Naturalmente, per ciò che ci riguarda adesso e nell'attualità, tutto ciò, e quindi che il Parco sia riconosciuto come un rappresentante italiano per la qualità del paesaggio sdogana una serie di luoghi comuni che proprio riguardano la Valle dei Templi, che riguardano tutto ciò che è a servizio della Valle dei Templi. Devo dirti che sono orgoglioso di questo risultato, sono orgoglioso da siciliano, in particolare da agrigentino e anche da politico che in questo momento tra l'altro rappresento anche per delega dell'assessore, rappresento l'assessorato ai beni culturali e credo questo sia il frutto di un lavoro portato avanti con grande competenza, professionalità, partecipazione, insomma il frutto di un lavoro fatto veramente in maniera corale, perché non dobbiamo dimenticare le varie associazioni che hanno contribuito, dal FAI all'associazione CAB di Canicattì, al consorzio Valparadiso, a tutte quelle associazioni, alla Colimbetra che insomma è riuscita, tra l'altro un progetto che è nato ai tempi quando io ero presidente della provincia, ma compreso il Museo del Mandorlo, sono tutti progetti che hanno fortemente contribuito a rendere sempre questo paesaggio più prestigioso e anche molto bello.